E il cavo stava aspettando, in culo a chi da morte, il cavo stava aspettando. A sta partita le vritte che non si vinceva con Genova. Io l'avevo detto subito che con Napoli con Genova non vinceva perché è una partita difficile. Ma io, ma no! Buttate sto Ancelotti a fuori! C'ha rotto cazzo sto 4-4-2! Ancora le capi in culo a mamma! Segnai a Milano, tenei in Milano! Battene in Milano! C'è rotto cazzo! C'è rotto il cazzo! De Laurel, chi sto uomo fuori! La squadra gioca contro di lui e ancora non avete capito che la squadra sta pazzendo contro isso! Ma come cazzo facite? Mamma mia, con Genova in casa! In casa con Genova mi aiuta a pareggiare! Che se avesse la partita da svolta! È stata una partita in merda! È stata! Che lo madonna era tu che va a fare un miracolo! Goppa chi cazzo era Elmas! In dimostra la mamma pure isso! Dimostra chi ti ha morto un'altra volta! Ma io, ma in 2 anni che cazzo hai fatto con sto Napoli inguaiato? Hai rovinato Napoli in 2 anni! In 2 anni hai rovinato il Napoli in culo che la bucchina mamma! In te meglio morti mamma un'altra volta! In 2 anni hai rovinato Napoli! Non c'ha gioco questa squadra fa schifo! Lo dico con tutto cuore, sta squadra fa schifo! Fa schifo! Fa schifo! Era meglio quando sei campagnaro aronica! T'ho giuro! Pareva di pazienza a mezzo campo! Pareva di Fidelef! È capace di mettere Fidelef che cosa faceva in mezzo campo? Che lo Fabian Ruiz che non è buono manca a fare un passaggio! È diventato uno scemo Fabian Ruiz! Voglio, ma veramente stai facendo? Tu hai inguaiato una squadra, hai inguaiato! In te meglio morti mamma da una volta! Ma che cazzo stai facendo? A fine partita mi mettete in mezzo campo, l'applauso! Fai il giro di campo, piezza e merda! Perché siete piezza e merda, facete il giro di campo! Mostratevi al pubblico, levatevi la maglia! E li bucchini delle mamme vostre pure a buio! Che cazzo la pigia a te in culo a mamma? Che cazzo facete? Non siete capaci di vincere una partita? Quante partite con Napoli non vince? Quante? 4 partite, 5 partite, 10 partite? L'Inter pure oggi ha vinto, l'Inter! Ma io l'Inter! Con 11 giocatori contati, con un allenatore buono, sto primo posto! A passare ancora la Juventus, però sto primo posto! C'è quello che non capisco io! Hai fatto una campagna acquisti e merda che stanno! E poi a Di Mario tu mi vieni a dire non vi preoccupate, a fine agosto noi del Napoli faremo un grande acquisto, E chi è cattato? Elmas? Per carità, Elmas pazze meglio Fabian Ruiz, se per questo. Lozano pure stasera a Yuki. Quello è un Edu Vargas 2.0. È un Edu Vargas. Ma ricordate Edu Vargas? Accattate a ragazzi pazzavano in Argentina, in giro a ragazzi pazzavano in da bucchina della mamma. Pareva Gesù Cristo, pareva, come a Lozano. Pareva Gesù Cristo, pareva. E poi metti in campo in Serie A, fanno schifo. Cioè, voglio, ma voi veramente 40 milioni buttati nel cesso. 40 milioni buttati nel cesso. E quando ci ripigli sti soldi? Quando ci ripigli? Poi pure stasera 4-4-2. Ma tu hai capito che c'è tutto cazzo su sto 4-4-2? Il 4-4-2 non è un modulo da Napoli. Ancora le capite? Non è un modulo da Napoli. Come dammi a scrivere in giapponese che non è un modulo da Napoli? Devi giocare con il 4-3-3. Oppure 2 attaccanti insigne dietro gli attaccanti come giocava Mazzarri. 4-3-1-2. Culo a mamma. Cioè io queste cose ne concepisco. Io ne capisco queste cose. Poi tieni in banchina e tieni Gaetano. Almeno è una punta, mettilo. No, devi sai mettere Luperto è esterno. Terzino, un'altra volta. Cioè io, ma tu veramente sei scemo. Ma veramente sei scemo. La squadra ti sta remando contro. La squadra non sta più con te. Perché tu non sei un allenatore competente. È quello che il palmares degli allenatori non serve a un cazzo. Non serve a un cazzo palmares dell'allenatore. Se poi li metti in una mezza squadretta come il Napoli, Ancelotti, hai visto come fa? Fa puff! Non fa più un cazzo, non fa, perché non è buono.
ha sempre giocato con i giocatori fortissimi, e quando mette nella realtà che c'ha quegli 11 giocatori decenti, perché noi non siamo fenomeni, perché lo sappiamo che i giocatori del Napoli non sono tutti fenomeni, che sto succede? Che la bucchina mamma di Natale, iscriviti al canale e muoviti.